Ed eccoci, dopo tante prese in giro, siamo qua con Daniele di Asiago Neve in centro ad Asiago. Daniele, cosa dici? Dico che l'insegnamento che devo come genitore ai miei figli è avere rispetto, e questo non è avere rispetto. Ieri sera alle 19 questo fulmine, chiusi gli impianti, già preparato tutto, è una stupidaggine, questo sono 5.000 mascherine che abbiamo ordinato con Asiago Neve, Scuola e Schive Arena, con il posto per la mascherina, così essere ancora più sicuri. Siamo all'aria aperta, c'è gente dappertutto, è tutto aperto per quanto poco, ma noi, gli impianti, i maestri di sci, Noleggio e Asiago Neve, siamo chiusi. Abbiamo una perdita ad oggi del 100%. 4 persone hanno prenotato finora che sono venuti a fare delle passeggiate e non ci sembra corretto questo comportamento. A questo punto, caro Speranza, dici che non apri il 5 marzo, apri il 1° perché sai cosa succede il 1 Si fanno gli scherzi, e questi sono scherzi del piffero, quindi cerca di avere un po' di rispetto per il nostro lavoro, perché noi è da maggio dell'anno scorso che lavoriamo, che prepariamo i cataloghi, le locandine, prepariamo tutto. Al Verena hanno comprato le macchine per avere lo ski pass senza entrare in rifugio, il sistema di prenotazione online, i distanziamenti, hanno battuto le piste, hanno allargato gli spazi, hanno fatto di tutto e adesso ci troviamo in questa condizione. Credo che non sia giusto. Voglio che anche voi mi dite la vostra opinione, condividete il mio video e facciamo arrivare il messaggio in diretta che non è lo sci che fa crescere i contagi. E sapete perché? Perché non abbiamo mai aperto, e quindi non avendo mai aperto non si può provare. Tant'è vero che gli sci club che hanno la possibilità di allenarsi, da i primi di dicembre non viene neanche un contagio. Perché, Andrea? Perché secondo te? Perché guarda, perché siamo all'aria aperta e sicuramente essere in qualche posto all'aria chiuso, non voglio nominare nessuno perché tutti gli operatori hanno problemi, però è giusto che ci sia rispetto, e se vuoi chiudere, chiudi Speranza, ma almeno sgancia soldi per rifocillarci di quello che abbiamo perso tutta questa stagione, ma non solo economicamente, soprattutto anche di morale e di tutto quello che abbiamo patito. Ciao amici Asiago Neve, mi dispiace di non essere stato allegro come sempre, ma penso che capiate che è un momento proprio brutto. Speriamo di vederci sulla neve, non penso quest'inverno, l'inverno prossimo. Grazie a tutti, Andrea ti saluto. Ciao.